Il risveglio a Tonara è come una carezza al cuore, una carezza che riesce a evocare le emozioni più belle attraverso la poesia, attraverso un prodotto di eccellenza, quello del torrone, attraverso il suono dei campanacci che ne scandiscono la meraviglia di una comunità che attraverso le sue tradizioni si identifica. Siamo qua ancora una volta per un racconto che vogliamo svelarvi piano piano, minuto dopo minuto. Un paese che ci ospita nel migliore dei modi, un paese che vogliamo raccontare attraverso la sua identità più bella. Rimanete con noi e seguiteci. Signora Antonietta, buongiorno, ben trovata. Io mi metto vicino a lei che dietro il suo bancone da anni coccola attraverso il torrone, questo prodotto di eccellenza, davvero tutti i clienti. Guardi, il mio prodotto è di eccellenza come stava dicendo lei. Ma possiamo dire quanti anni ha lei? Io ho 85 anni. E non si stanca? No, non mi stanco. Ogni mattina Mi si sveglia? serve, sì, ogni mattina mi sveglio. Se mi viene gente, li servo ben volentieri, altrimenti pazienza. Però le devo chiedere una cosa, l'abbiamo fatta 1000 volte questa domanda. Come si riconosce un torrone buono? Cioè, che cosa si può provare e come lo si deve gustare? Gli ingredienti sono questi: miele, l'albume d'uovo e la frutta secca. Le cose sono queste tre soltanto per fare il torrone. Grazie davvero, signora Antonietta. Sempre con Grazie. passione, sempre con questa forza e con questa energia. Grazie a voi, grazie. Speriamo di restare sani. Oh, gentile Tonara, terra de musas, santa e beneita, patria mia cara, candè che m'ha bennere in visita. Inizia così una delle poesie più conosciute di Pepino Mereu, il poeta tonarese nato nel 1872 e morto nel 1901. Il coro polifonico femminile Tonara organizza un grande evento, la 26esima rassegna di canti e musiche popolari e la 10ª rassegna internazionale di cori e ovviamente il premio Popeppinu, che assegnerà ai poeti della nostra isola un prestigioso riconoscimento. Noi vi racconteremo tutte queste emozioni attraverso un viaggio nel cuore di Tonara, nel cuore di una comunità capace sempre di raccontarsi attraverso le sue espressioni più belle. Porta pagua di dare schire, in ue dottu cantu soi stalu, del bessire Michele proibire, miseri nua cosa sottorramu, però si vorrà miva che dormire, se come te mascomo minentatu, candozzo cosa iane non la vedi, quando di nato sos carabineris. Le
stima sa caffettera, tu su già mira rabbia su bianco, se sindomo che femmina lattera, d'ogni tiene che su un franco, tutti lutti si trasin de cotto, sicura che rosolio e biscotto. Giovanna De Murtas, non solo direttrice del coro polifonico femminile di Tonara, ma anche di questo grande evento. La musica è la tua vita, in questo caso Tonara è uno dei paesi che ti ha adottato, il coro polifonico femminile indossa e soprattutto interpreta davvero il sentimento che anche attraverso le poesie di Peppino Mereu si ritrova e si identifica. Sì, allora io sono quasi 26-27 anni che lavoro qui a Tonara e diciamo che ho fatto un percorso di studio e di amicizia con il coro femminile Tonara. Abbiamo lavorato tantissimo sulla la ricerca e lo sviluppo delle ricchezze presenti nel territorio, non soltanto con Peppino Mereu, che è un luminare insomma della poesia in Sardegna, ma abbiamo anche cercato di intervistare le signore, di recuperare tutte le tradizioni che sono ancora comunque presenti e che bisogna cercare di registrare e di riprodurre per poi fare in modo che possano essere poi ripetute dai posteri. Il nostro è un coro composto di sole donne, compreso il maestro. In tutti questi anni abbiamo cercato di valorizzare e di anche ricostruire quello che poteva essere il cantato di una volta, soprattutto legato al mondo femminile. E grazie al lavoro comunque che ha realizzato la nostra maestra Giovanna De Murtas ci ha permesso appunto di recuperare e di così tramandare anche in un futuro alle nuove generazioni questi nostri lavori. Hai coltivato le poesie più belle attraverso le canzoni. Quelle poesie di Peppino Mereu sono diventate delle opere attraverso i cori polifonici, attraverso i cantanti di successo che le hanno interpretate. Qual è un ricordo che puoi legare appunto a Peppino Mereu? Ma tanti ricordi, anche perché avendo prestato degli spazi a chi poi poteva interpretare la poesia di Peppino Mereu, mi sono reso conto dall'ascolto e anche dalle testimonianze dei diversi interpreti che c'è già la musica in quei versi, c'è già la forza espressiva di diventare forma canzone, coralità di voci, bellezza di un messaggio che pur viaggiando da oltre un secolo e mezzo continua a insegnarci la forza appunto espressiva, ma anche la bellezza dei suoi contenuti. Marco Floris, l'artista dei campanacci a Tonara, e dall'altra Piergi, uno dei protagonisti di questo evento, la Corsica che ritrova l'isola di Sardegna. Marco, inizio da te. Il piacere di accogliere ancora una volta non solo noi, ma davvero le emozioni che arrivano oltre i confini dell'isola di Sardegna. È sempre bello avere qualcuno che viene al di fuori dei nostri confini isolani per poter poi raccontare quello che effettivamente
creiamo qua a Tonara, che è qualcosa di unico. Tu sei qua insieme ai tuoi amici e ai tuoi compagni di viaggio per rappresentare la vostra formazione Corsica in canto. Siete felici di essere qua a Tonara e che cosa vi ha colpito di più di questa comunità? Siamo stati felici perché è una manifestazione in omaggio a Peppino Mereu, che noi lo conosciamo, Peppino Mereu è conosciuto nel mondo sano, e noi tutto ciò che tocca la tradizione e la cultura ci tocca, perché noi ciò che vogliamo salvare è quello, la nostra lingua, il nostro popolo corso in generale di regola. E felice anche di avere amici intorno al canto, perché non c'è che il canto, era musica. Ci hanno detto che c'era Marco che faceva le campane, noi chiamiamo le campane tintene. Allora ci hanno invitato lì a vedere, siamo felici di scontrare quel che sia, perché da noi non esiste, non ci sono. Noi la chiamiamo la Sardegna l'isola sorella, per via di si impegno nella cultura e la lingua, e cerchiamo di salvare sempre loro. Il piacere di incontrare ancora una volta qua a Tonara Piero Lacroce, non solo presidente della Proloco, ma profondo conoscitore di questa comunità, studioso, ricercatore, un evento importante che accende i riflettori su Tonara, su Peppino Mereu, sul mondo della musica e su tanti aspetti che davvero dimostrano che questa è una comunità viva. Sì, certo, il premio ormai giunto alla ennesima edizione è sempre un avvenimento importante perché celebra il poeta forse più conosciuto in Sardegna, importante per la comunità, importante per l'intera Sardegna direi, perché ci si ritrova su valori identitari. Ecco, la poesia in ogni caso accomuna, unisce, non divide mai. Tra poco il concorso letterario, che cosa ci dobbiamo aspettare? Ma intanto un incontro con i bambini. Forse questa è la cosa più felice del concorso, che è aperto alle scuole. C'è una sezione che si chiama Iscrie un Gontu, appunto aperta agli alunni e agli studenti, e quindi hanno partecipato tante scuole, compresa la scuola dell'infanzia di Tonara. Hanno composto dei piccoli capolavori. E poi c'è la sezione musicale aperta ai canti in musica, quindi alle poesie che vengono musicate. È molto interessante anche questa sezione. Ci sono delle cose davvero importanti. Guarda lì, cosa hanno fatto questi bambini?
Hanno creato un lavoro bellissimo, tant'è che poi la nostra commissione, la nostra giuria ha deciso di premiarlo e siete i terzi classificati, perché dove abbiamo il lavoro? Eccolo qua, lo voglio prima far vedere a tutti. È un elaborato bellissimo perché, come vedete, loro hanno disegnato su un racconto che poi adesso ascolteremo, e hanno fatto tutti i colori, hanno proprio anche ritagliato un po' di legno, i campanacci di tonale, insomma, tante cose belle. Adesso poi chiederò l'aiuto degli insegnanti, ma volevo intanto far vedere questo lavoro. Gianfranco Tore è il presidente della giuria, questo è il tavolo, e da questo tavolo il percorso ha dato la possibilità di ritrovare davvero tanta forza nella lingua della nostra Sardegna. Il premio Peppino Mereu ha ripartito in 3 sezioni, una in limba in rima, così come poetava il poeta, una seconda in versi liberi, sempre in limba, e poi ci siamo interessati molto alla sezione in cui i ragazzi, i bambini di tutte le scuole, a partire dalla scuola dell'infanzia fino alle scuole medie, iniziano a praticare questa lingua e anche ad esprimersi o con racconti o con poesie. Siamo stati molto soddisfatti anche quest'anno perché abbiamo avuto più di 80 partecipanti e con risultati significativi anche nella quarta sezione, che è quella che prevede la stesura in limba dei testi e poi il commento musicale. Gianfranco, possiamo dire che questo concorso poi Peppino di anno in anno matura, cresce e ovviamente dà la possibilità a tanti di ritrovarsi in questo mondo letterario. Io direi che ogni anno troviamo e individuiamo testi di grande livello, poi scopriamo magari che sono stati premiati anche ad Ozieri o altri premi prestigiosi, perché la selezione nel premio Mereu è severa, però ritroviamo anche tanti testi di valenza significativa sul piano metrico, sul piano della composizione, sul piano della musicalità, e dunque credo che il premio Mereu svolga nell'ambito della lingua sarda una funzione sempre più significativa e anche, direi, una funzione che rafforza quell'identità sarda e ne conserva le caratteristiche fondamentali. Sono in compagnia di Caterina Carboni, presidente del sodalizio che si ritrova attorno al nome di coro polifonico femminile Tonara. Anche quest'anno un grande successo. Abbiamo parlato della musica, abbiamo parlato della poesia, abbiamo visto dei giovanissimi che interpretano davvero il sentimento di un'intera Sardegna, e penso che questo sia davvero il risultato più gratificante. Sì. Per quanto riguarda il concorso è veramente stato un finale meraviglioso. La presenza comunque di tanti bambini ci hanno scaldato il cuore. Poi con i loro lavori, che comunque con l'impegno anche delle insegnanti, oggi ci hanno fatto capire che nel corso di questi anni comunque del concorso abbiamo visto anche un'evoluzione, un accrescimento
anche dell'utilizzo della lingua sarda, e per noi questo è veramente un grande orgoglio. Oltre al coro polifonico femminile ringraziamo anche il Comune, la Esatto. Proloco di Tonara, la Regione Sardegna, Regione Sardegna. attraverso l'assessorato del turismo. E poi chi ti senti? E anche allora il concorso quest'anno è stato anche comunque finanziato dalla Fondazione Banco di Sardegna, e come ogni anno anche il BIN comunque partecipa attivamente a un finanziamento, insomma, di questa manifestazione. I colori della sera iniziano a guadagnare spazio nel paese di Tonara, il cuore di una Sardegna pulsante, il cuore di una Sardegna che attraverso i versi di Peppino Mereu si identifica. Ancora una volta un evento che ha avuto un grande successo, organizzato dal coro polifonico femminile Tonara, che ha visto nei giovani, nei bambini, la forza più grande, una forza autentica che muove i fili di una speranza per la nostra isola, per la nostra lingua, per la nostra cultura. Chiama la Sardegna viaggia con Sardegna Live e io vi aspetto per tanti viaggi da intraprendere ancora insieme. Mi raccomando, state con noi.